Qui Parlamento. Allora, oggi è in collegamento con noi la senatrice Tilde Minasi. Onorevole, grazie per essere con noi di Radio Libertà, è davvero un onore averla come ospite. Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie mille. Allora, onorevole, oggi torniamo a occuparci di rottamazione fiscale, visto che insomma l'ordine del giorno proprio della sesta commissione permanente del Senato, Finanza e Tesoro, prevede la discussione di questo disegno di legge, no? Che appunto è intitolato Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine dei carichi fiscali, quelli affidati appunto all'agente della riscossione. Ricordiamo relatore alla commissione il senatore Garavaglia e lei è cofirmataria assieme al capogruppo Romeo e ad altri senatori leghisti. Insomma, la Lega vuole accelerare su questa rottamazione di milioni di cartelle esattoriali. Ma questa è una nostra battaglia ormai, e diciamo che in commissione è quasi pronto il disegno e mancano solo alcuni dettagli tecnici sulle condizioni da parte dei beneficiari, come per esempio se far rientrare nel poste comunali e regionali, però comunque diciamo che dovremmo completare l'iter in commissione prima delle ferie, speriamo comunque per i primi di settembre, e poi dovrebbe rientrare deve essere inserita nel collegato alla legge di bilancio, quindi probabilmente sarà in vigore ad inizio del 2026. Speriamo. Esatto. È importante. Continuo, mi devi chiedere No, prego, si figuri, mi scusi, anzi, prego. perché, no, per carità, perché credo che sia importante perché qui le modalità di pagamento in questa differenza delle altre rottamazioni diventano più flessibili, perché con la rottamazione quater si poteva solamente saldare il debito con un massimo di 18 rate dentro 5 anni, quindi questo comportava che intanto una rata iniziale molto gravosa e comunque anche delle rate abbastanza corpose, mentre la quinquez prevede fino a 120 rate mensili, quindi con rate più leggeri, senza una rata iniziale poi grossa, e quindi distribuite nel tempo. Questo che vuol dire che anche chi oggi si trova ad avere debiti di importo abbastanza elevato potrà riuscire a sanare la propria situazione debitoria. Quindi altra cosa importantissima che posso aggiungere, con la precedenza era previsto la perdita del beneficio della rottamazione soltanto dopo un ritardo anche di pochi giorni su una singola rata, e questo non era possibile. Invece oggi il beneficio della rottamazione si perde dopo 8 rate non saldate. Questa è una stortura che andava sanata, perché banalmente mi posso pure ammalare e non riuscire a pagare una rata entro i 7 giorni, e questo prima comportava la perdita del beneficio. Certo, certo. Ed è un progetto che poi lo ricordiamo, l'ha rilanciato tantissimo proprio lo stesso segretario federale, il vice premier Matteo Salvini, perché ovviamente lui ha sempre ricordato che questa è una misura volta ad aiutare chi ha presentato una dichiarazione dei redditi ma poi non è riuscito a pagare tutto. E quindi non stiamo parlando di evasori, ma di italiani in difficoltà che vogliono tornare in regola, ecco. Infatti questa è una misura che darà respiro a oltre 20 milioni di italiani, non a 4 cittadini, ma è anche un grande slancio all'economia nazionale, e non è, come specificato, una sanatoria generalizzata come qualcuno tenta di far passare strumentalmente, ma è prevista solo appunto per aiutare quei contribuenti che in un momento di difficoltà, poi non è che non abbiamo avuto una crisi importante, abbiamo avuto il periodo del Covid, quindi tantissime persone si sono trovate nell'impossibilità di poter soddisfare i pagamenti delle tasse, quindi è prevista solo per aiutare questi contribuenti più fragili che hanno
subito un periodo di non, come si dice, Sì, di non mi viene di impossibilità proprio, comunque di estrema quindi, difficoltà. ma che in buona fede, sono in buona fede, non sono un voler favorire i furbetti della situazione. E poi tra l'altro, se queste persone noi non gli diamo una mano per poter uscire da questa situazione debitoria, comunque sarà difficile per lo Stato recuperare queste somme e noi non riusciremo mai ad aiutare a ridurre il magazzino fiscale, ma solo dando un aiuto a chi si trova in difficoltà e ha anche magari da sanare delle situazioni importanti debitorie, perché magari aveva un'azienda che si è fermata 2 anni e che poi non è riuscita a ripartire, e quindi è chiaro che vanno aiutati questi cittadini, e questo è il nostro obiettivo. Non vogliamo certo aiutare chi non paga le tasse scientemente e non perché è una situazione difficile da gestire in un momento delicato della vita di ognuno. Esatto, ma anche perché poi bisogna anche ricordare quello che è un po' l'irragionevolezza dell'attuale sistema, che concepisce poi una lievitazione automatica degli interessi e delle sanzioni sui debiti fiscali, ed è un meccanismo che in teoria dovrebbe incentivare la regolarizzazione tempestiva, ma poi finisce per abbattersi in maniera proprio eccessiva, esagerata su contribuenti. Le sanzioni e gli interessi raddoppiano quello che è il debito, quindi ovviamente viene poi difficile con tutta la buona volontà andare a sanare le situazioni. Assolutamente. Anche quando stai cercando di ripartire. Assolutamente sì. E oltretutto, e qui, proprio ci avviamo alla conclusione, come ha detto lei, ci sono delle differenze ovviamente rispetto alle precedenti rottamazioni, però, non si può dire che poi non abbiano funzionato, perché comunque è un modello questo che ricalca, dicevamo parzialmente, no, quello della rottamazione ter del 2018, della quadra del 2023, ma comunque, rottamazioni che avevano già generato degli introiti di rilievo proprio per l'erario. Ma poi tra l'altro queste rottamazioni ci hanno anche permesso di vedere quali erano le priorità, perché di fatto non tutti hanno potuto accedere alle rottamazioni, appunto perché, come dicevo prima, chi ha un debito grosso e lo deve estinguere in 18 rate, pagando la prima rata in corposo, magari non ha la possibilità. Invece in questa maniera si dà la possibilità a tutti di poter sanare il debito, perché ha la serenità di poter soddisfare, perché ha 120 rate, e comunque 120 rate che non sono rate importanti e che quindi non puoi sostenere nel tempo. Quindi questo permetterà a tutti quelli che oggi si trovano in situazioni debitorie importanti di poter finalmente sanare le proprie posizioni e vivere una vita più serena, ovviamente. Assolutamente sì, e quindi ribadiamo che è proprio questo approccio, che è comunque fondato su solidarietà, equità, una visione a lungo termine, che lo Stato può dimostrare insomma di non essere solo un fisco vessatore, vessatore, una sorta di sceriffo di Nottingham, ma è appunto è uno Stato che è a fianco del contribuente, che può venire in aiuto, soprattutto di quelle piccole e medie imprese, commercianti, professionisti che sono il nostro tessuto economico e che sono stati in difficoltà. Certo, infatti, il fisco deve essere amico dei cittadini, non un nemico da combattere, quindi come di fatto lo è ora. Però diciamo che con questa misura forse riusciamo a sanare tantissime situazioni e ritornare a dare serenità a tanti cittadini che appunto in buona fede tentano di tornare a galla. Assolutamente sì. Allora, senatrice, veramente grazie per tutto il vostro impegno, e speriamo che ci possa essere questo risultato per gli italiani, per i tanti contribuenti che stanno aspettando questa boccata di ossigeno, ecco. Grazie a lei e buon proseguimento. Grazie.